In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia, grazie Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato, ufficio rapporti sociali, ci troviamo a None, in via Volvera 3, al telefono 328 07 15 232. Siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Se volete mandare una mail è uffrapportisociali@libero.it, tutto minuscolo, a servizio dei cittadini. Radio Libertà, tramite questa radio abbiamo la trasmissione del filo diretto che tratta appunto le problematiche del nuovo codice della strada. Chi volesse avere informazioni con la nostra radio può chiamare, se lo trova libero, lo 02 92 94 7222 oppure inviare dei messaggi al 340 67 09 659. Noi trattiamo con altre associazioni oltre alla nostra, con gli altri club come l'Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, Muturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici. Poi abbiamo associazioni di disabili come i Senza Limiti, che abbiamo anche lui poi in diretta con noi dopo il nostro Achille, che è il primo che parlerà, e Federico Gianni al 328 963 8646. E poi abbiamo anche l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Acustici, che servono a qualunque tipo di problema di salute, mentre invece per normali problemi abbiamo CAF e patronati. Basta chiamare, come ho ripetuto prima, il 328 07 15 232 e noi vi daremo tutte le informazioni riguardanti appunto le pensioni, le reversibilità, le domande, l'emergenza abitativa, o informazioni per vertenze civili, penali, sociali, problemi condominiali, eccetera. Quindi voi chiamate e avrete sempre dei tecnici esperti a titolo gratuito, vi danno tutte le informazioni, tutte le indicazioni. Con noi oggi non abbiamo presente Claudio Lipodio, che è infortunato, e quindi gli auguriamo di guarire il più presto possibile, perché è un elemento veramente valido e tratta proprio come presidente dell'associazione dell'Automobile Club Padania. E abbiamo con noi, che gestisce la trasmissione, l'architetto Arturo Calligaro, che oltre a essere un tecnico è anche un grande politico per quanto riguarda la linea politica da tenere come associazione. Quindi noi siamo aperti a tutti e grazie a questa radio lo stiamo dimostrando, accettiamo qualunque tipo di discorso, di richiesta, eccetera. Quindi l'architetto Arturo Calligaro come politico lo conoscete, è uno dei più grandi a Buccaglieri e a Torino, e poi abbiamo tutti gli altri che partecipano alle varie associazioni, ai vari club, che hanno le loro idee politiche. Quindi io direi adesso, intanto grazie, ripeto, a Natalia che dà la linea alla radio che ce lo consente, darei subito il ringraziamento intanto ad Arturo, che so che è collegato è obbligato ad ascoltare il tutto per poi poter intervenire e dare una risposta, perché poi ci sono delle domande sia per lui che appunto per l'ingegnere Diego Cudia, col quale tratteranno le problematiche riguardanti, oltre alla circonvallazione, l'assicurazione, eccetera, tutto ciò che riguarda il movimento sia in Europa che in Italia. E quindi sono sicuro che abbiamo in linea già
Achille, e io lo ringrazio perché rappresenta anche lui martedì insieme agli altri miei colleghi al funerale di mia moglie che c'è stato martedì. Quindi Achille, so che sei in linea, grazie per aver accettato l'invito e ti lascio parlare almeno qualche minuto. Grazie Achille, vai. Ciao Luigi, diciamo che oggi in radio voglio manifestare la mia vicinanza a te per martedì che ero vicino quando hai avuto il momento di dolore, e poi oggi parlo di te. La nostra conoscenza è nata in Largo Saluzzo, quando la sede era davanti alla chiesa di San Pietro e Paolo, e da tanti anni che ci conosciamo e realmente siamo molto vicini nella realizzazione delle cose a favore di chi ha bisogno. E mi ricordo che una volta mi hai raccontato che eri in Largo Saluzzo, eri nella sede, e a un certo punto sono entrati delle persone di opinione politica differente e tu stavi prestando attenzione a un africano, e diciamo queste persone entrate perché so che ti volevano legnare, e si sono trovati davanti questo nero e sono rimasti interdetti. Ma come? La Lega fa le pratiche dei neri, dico, e effettivamente è vero la cosa che quando si agisce per qualcuno che ha bisogno non bisogna guardare in faccia al colore e soprattutto l'opinione politica e a tutte le altre situazioni. Diciamo che siamo molto uniti per aiutare le persone che hanno bisogno, e realmente sono stato molto felice di esserti vicino quando è arrivato le ceneri di tua moglie. Diciamo che al cuore nessuno comanda, e soprattutto nel cuore rimangono le cose belle che sono vissute nella vita. Io mi fermo e lascio la parola, penso, a Gianni. Ciao Luigi, buona giornata. Ciao, grazie Achille, ti voglio bene, grazie. Se Gianni è già in linea, ok, altrimenti ringrazio appunto Arturo che sta ascoltando tutto, e lo ringrazio, e so che lui, non so io, Arturo, grazie per aver accettato, però sei obbligato a superare e a subire tutti gli interventi dei nostri colleghi. Il primo che ci arriverà adesso dovrebbe essere appunto Diego, cioè Ferigo Gianni, al quale ci parlerà delle attività anche che l'associazione sta attuando. Se Gianni, sei già in linea o no? Arriva Non subito, c'è? Luigi. Pronto? Ecco, in linea. È in linea? Gianni? Pronto? Sono in linea, ti sto sentendo. No, appunto, dicevo grazie per aver accettato anche tu, come fatto prima il nostro amico, per martedì. Senti un po' Gianni, ci vuoi dire le ultime novità di oggi e di domani per quanto riguarda la nostra associazione Senza Limiti? Allora, questa mattina, buongiorno a tutti, io sono Gianni, uno dei responsabili dell'associazione Senza Limiti. Volevo solo, spiegare cosa stiamo facendo. Allora, questa mattina alle 7:30 sono venuti a prendere le chiavi dei pulmini. Una squadra è andata a Orbassano a giocare a calcetto per il torneo di calcetto, e una squadra sono andati a Pinerolo a giocare a pallavolo. Quindi oggi siamo su due fronti. Poi domani mattina dalle 9 fino all'1 siamo a Collegno, in via Roma Collegno, la palestra è Don Milani, e facciamo un torneo, cioè una tappa di pallacanestro
che per un po' di anni adesso a Torino non si sta facendo più niente di pallacanestro, quindi noi abbiamo organizzato la tappa che arrivano da Trento, da Novara e da Coso e da Asti, vengono a giocare qui a Torino a pallacanestro, e siamo a Collegno domani mattina, appunto come dicevo, dalle 9 all'1. Cioè, quindi abbiamo una cosa che in pratica è da un po' che la volevamo fare, quindi visto che ci hanno dato l'opportunità abbiamo organizzato noi la tappa di Special Olympics, quindi domani, come ho detto, ci saranno queste squadre che giocheranno tra di loro. Quindi abbiamo in pratica il sindaco di Collegno che verrà a fare l'apertura dei giochi, poi verso mezzogiorno avremo addirittura gli sbandieratori che verranno a fare un po' di spettacolo per i ragazzi. Alla fine, finito i giochi, avremo addirittura Silvio Magliano che farà la chiusura dei giochi, quindi domani è una giornata molto importante per noi. Quindi vorrei ringraziare tantissimo questa radio che in pratica ci dà l'opportunità di spiegare in pratica cosa facciamo. In pratica volevo anche parlare, visto che tutte le settimane parlo un po' del libro che ho scritto di Maurizio, che si può trovare su Amazon. In pratica lo potete scaricare. In pratica questo libro serve, chi lo ha letto o chi lo sta leggendo mi hanno detto che è molto interessante e molto emozionante, e in pratica serve per tante famiglie che abbiano dei problemi in famiglia con dei ragazzi o dei genitori. In pratica su Amazon, basta solo andare su Amazon, scrivere Maurizio, una storia di un padre della sua famiglia, e in pratica viene fuori già il titolo, questo è il titolo del libro. Chi ha piacere di prenderlo mi fa molto piacere, perché oltre che aiutare le persone in difficoltà, tutto il ricavato viene donato all'associazione. Luigi, se hai qualche domanda. Sì, la domanda è: la prossima settimana come siete messi come organizzazione sportive? Perché la prossima settimana, ecco, ne approfitto, grazie alla radio che me lo consente, avremo anche con noi collegamenti in un altro tipo di sport, perché abbiamo anche il giornalista con noi, che voi conoscete, e con noi in ufficio a None. Sì, siamo a Piacenza a giocare domenica mattina, primo di in pratica di marzo. Andiamo a Piacenza con la squadra del basket, ma non la B ma la A. Con la A sarebbe in pratica quella un pochettino più forte, e vanno a giocare appunto a Piacenza. Nel frattempo stiamo organizzando una cosa molto bella che mi è piaciuto tantissimo, e ci parteciperemo in una ventina di ragazzi o genitori. L'8 marzo a Grugliasco ci sarà, visto che è la festa della donna, faremo una marcia assieme alla popolazione di Grugliasco, e partecipiamo noi come associazione con una ventina di ragazzi anche alla marcia per tutto il ricavato che verrà anche lì lo danno al centro tumori. Quindi è una cosa molto bella, e quindi ci tengo anche a chi vuole venire e vuole partecipare. L'8 marzo, festa della donna, ci sarà questa camminata a Grugliasco. Quindi ecco, mi sono portato già fino al l'ho già detto, tutti i sabati, anche solo per dare l'indirizzo e il telefono e il modo di incontrarti, dovrai essere presente, sarai presente in radio, anche solo qualche minuto, però serve, perché come responsabile di un'associazione del genere hai per me l'obbligo di essere presente con noi. Ecco perché mi permetto di insistere, anche 2 minuti, però c'è posto per tutti coloro che lo desiderano. Noi, grazie appunto, ripeto, a questa radio diamo lo spazio a chiunque. Quindi io ti ringrazio, Gianni, e poi nell'attesa di sabato prossimo sappi che tanto Federico lo conosci, Rabbia, perché l'hai già visto venire anche lui in ufficio eccetera, fa parte del gruppo, e quindi parleremo della Serie A
del football italiano, del football americano, quindi è tutta roba che la gente sa, ma non tutte le radio glielo seguono. Ecco, pertanto ti ringrazio e ti do appuntamento a sabato. Luigi, ieri ti dico proprio, mi ha fatto un grandissimo piacere perché mi è arrivato un messaggio di una signora che ha letto il libro e sai cosa mi ha detto? Gianni, mi hai fatto piangere. Ha detto vorrei venire a vedere qualcosa di quello che fate, però questa non la conosco e ha voluto, in pratica ha scritto e gli ho mandato in pratica se vuole venire a vedere domani siamo comunque detto a Collegno, perché ha detto vorrei vedervi perché dice mi ha molto molto emozionato. Vedi Gianni, ma le cose serie sono quelle grazie a chi? A radio che ci consente di poterle dire, perché stiamo parlando di che cosa, Gianni? Di quello che succede domani, non fra 30 anni, fra 50 anni o che è successo 10.000 anni fa, quello che è domani. Qual è la radio che ti fa dire queste cose, Gianni? Nessuno. Beh, infatti vi sto dicendo che io posso ringraziare tantissimo voi che ci aiutate, ci date la possibilità di parlare e di dire in pratica le cose che non dico giorno per giorno, ma settimana per settimana facciamo. Grazie Gianni, dai. Ti ringrazio e ti saluto e ci sentiamo sabato prossimo, Gianni. Un bacione. Okay, ci sentiamo, dai, ciao, grazie mille. Sì, grazie. Allora io chiedo ancora alla radio se per caso Ubaldo è in linea e voglio dire ad Arturo. Arturo, mi senti? Sì, ti sento perfettamente. Un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla radio. Sono qua presente che ho ascoltato gli interventi interessanti delle persone che hai interpellato e che hanno dato un quadro di quello che rappresenta il nostro ufficio, la nostra associazione. Quindi facciamo da collettore una serie di iniziative e di interessi che possono coprire un'ampia platea di utenti. Per cui adesso ti passo la parola per vedere qual è il prossimo. Adesso dovremmo avere in linea De Maria, mi pare, se mi dice se è in collegamento, e sappi che poi toccherà discutere insieme a Diego, l'ingegnere Diego, perché Arturo dovete spiegare alla gente, perché viene lì e mi chiede cosa sono queste storie, quello dell'addio della fabbrica che ti ho detto, città fabbrica, che era Torino, che non è più una città fabbrica di macchine, ma devi spiegare nella seconda parte cos'è sta storia di oggi. Le strade del torinese sono le più sorvegliate d'Italia, 52 autovelox a Torino e 121 in provincia. Arturo, roba di adesso, non è che me la sono inventata, è nero su scritto. Riuscirai a spiegare che nella della provincia di Torino la tela degli autovelox si allarga? Già sotto la mole stanno per diventare 52, arrivando perciò complessivamente a 121. Quindi io faccio solo domande di cose che non conosco, non capisco. Quindi chi meglio di te e dell'ingegnere Diego Cudia potete spiegare. Adesso chiedo appunto se per caso, a Natalia, se per caso Ubaldo è in linea. Ubaldo, ci sei? Ci sono, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao grazie Luigi. Ubaldo, allora ti ringrazio e ti do lo spazio di spiegarci quello che solo tu puoi dire, e ti ho fatto sentire che c'è in collegamento appunto Arturo, che come sport lo conosci anche tu, e poi c'è l'ingegnere Diego Cudia che anche con l'estero è sempre in contatto. Grazie Ubaldo, un bacione, ci sentiamo. A te la parola, vai. Sentiamo. Ma che dire, gli autovelox ormai è diventato la fonte, secondo me, più che di deterrenza, la fonte di incasso, di approvvigionamento di denaro, perché ormai è diventato veramente una cosa praticamente impossibile. Effettivamente ce ne sono da tutte le parti, dicevano che molti non sono omologati, però ci sono, io so, e purtroppo so perché mi hanno pizzicato lo stesso, pizzicato per una delle poche volte in cui devo dire
per 4 chilometri in più mi è arrivata comunque, o 4 o 5 chilometri mi è arrivata la contravvenzione. E teoricamente io poi sono tornato a vedere se c'era il cartello, c'è il cartello, ma teoricamente non dovrebbero essere omologati, almeno quelli che ci sono fissi da illo tempore, non sono ancora omologati. La maggioranza non è ancora omologata, però è un modo per diciamo così, incassare dei soldi da parte dei comuni in generale. Effettivamente diventa sempre più problematico viaggiare in macchina, anche perché purtroppo io devo dire, io ci lavoro con la macchina in auto, a volte onestamente rispondo al telefono a mezzo del Bluetooth o a mezzo dell'apparecchio in macchina, e magari quell'attimo di disattenzione, i 30 all'ora, o meglio no, cancelliamo, i 50 all'ora, come ad esempio in Corso Grosseto, è quasi impossibile mantenerli, perché se sei in coda eccetera, ci vuole un attimo e sei fuori e poi ti arriva la contravvenzione a casa. Va bene, diciamo così, il cercare di prevenire, però effettivamente ormai, anche perché il traffico è decisamente ormai dappertutto, sempre esageratamente, come si dice, non mi viene il termine esatto, convulso, e quindi di conseguenza a volte uno cerca anche di inappropriatamente di andare un po' più veloce per togliersi d'impiccio, e questo è il risultato. Questa è l'unica cosa. Posso dire che effettivamente è diventato sempre più difficile e bisogna veramente stare molto attenti ai cartelli. La legge non ammette ignoranza, dice un vecchio proverbio, e bisogna fare molta attenzione ai cartelli. Fermo restando addirittura che adesso poi ci sono tutte queste telecamere che addirittura sembra che i nuovi tutor provvisti di telecamera comunque ti fotografano se tu sei fuori legge, cioè sei fuori oltre il codice, quindi diventa sempre più problematico. Ma tu come tecnico, come esperto, come Automoto Club, le novità, cosa c'è in futuro? Qual è la prima? C'è qualcosa di interessante o dobbiamo aspettare? Dobbiamo ancora aspettare. Da quello che so io, allora l'unica cosa, cambiando diciamo discorso, tralasciando il discorso dei vari autovelox, allora oggi le prove, domani c'è il primo rally dell'anno, il Ronde del Canavese classico, e quindi questa è l'unica cosa che posso dire per gli appassionati. Se volete godere delle prime diciamo intraversate, o comunque dello spettacolo del rally, questo è il primo rally della stagione, ed è praticamente la classica prova speciale che ripeteranno quattro volte, quella di Prascorsano nel Canavese. Quella che chiamano addirittura l'università del rallismo come prova speciale, molto molto bella, di circa 12 km, mi pare 12-13 km, ma c'è di tutto di più, dalla discesa alla salita, i tornanti, c'è di tutto, è una bellissima prova speciale ed è divertimento assicurato. Poi oltretutto il tempo ci accompagna questa gara, anche domani farà molto bello, quindi ci sarà appunto da divertirsi. Sì, ma una delle ragioni per averti detto di parlare sabato in radio, proprio per quello, perché stai parlando di una cosa che è domani, quindi una cosa più che attuale di così, scusami. Esatto. È vero, in generale tutto va bene, tu sei esperto, sei campione e tutto, ma come responsabile quello che succede domani, se non lo dici tu, chi è che del tuo gruppo ne va a parlare in giro? No, ma stavo per arrivare a dirvelo. Quindi appunto, niente, chi vuole divertirsi deve venire su nel Canavese, partenza tra Rivarolo e Cournier, ci sono Rivarolo la partenza, Cournier c'è il parco assistenza, e insomma si gira lì attorno. Ecco, l'importante è quello, perché tu sei quello che parla di cose che tocchi e che gestisci.
di cose che ci sono, certo, che avvengono. E poi niente, il prossimo sabato vi farò un po' più di programma su quelle che sono le altre novità, le altre gare in previsione, eccetera. Ok? Sei sempre gentile, grazie, un bacione forte, ci Vi sentiamo auguro sabato. una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Okay? Grazie anche a te. Adesso Ciao allora Luigi, ne a presto, approfitto ci prima, sentiamo. grazie, sì, prima di rovinare la giornata sia a Diego che ad Arturo. Diamo pure lo spazio allo studio per la pubblicità della mezz'ora e poi dopo nella seconda parte entriamo nel tema che ho già detto, Arturo. A voi studio, grazie. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie. Allora, nella seconda parte, ragazzi, Arturo e Diego siete in linea, io vi do lo spunto e voi dovete trattarlo perché siete i più adatti. Allora, qui dice, come ho detto prima, che quello che succede a Torino, perché stiamo parlando dal Piemonte, quindi da Torino, è quello che riguarda e che paghiamo di persona. Qui dice che mentre prosegue l'arringa contro alcuni dispositivi di controllo della velocità, che secondo la Lega, una forza politica che attraverso il decreto contro le multe selvagge firmato la scorsa primavera dal suo ministro dei trasporti e segretario del partito Matteo Salvini, ha provato a regolamentare la questione, mal sopportata dai cittadini, soprattutto dei più indisciplinati, devono essere subito spenti. Quindi voi, come esperti, sia per quanto riguarda Arturo come Piemonte, ma anche Diego come estero, perché mi pare che le problematiche per quanto riguarda la ringa contro alcuni dispositivi della velocità vale per tutto il mondo, non solo per Torino o per l'Italia. Quindi grazie Diego di essere in linea e grazie ad Arturo di iniziare e darvi. Lascio a voi la parola, andate avanti pure fino alla fine tranquilli. Poi se ci sono altre due cose me le dovete spiegare, perché è dalla settimana scorsa che vi ho detto che Torino non è più la città della fabbrica della macchina, ma è diventata qualcos'altro. Chi meglio di voi me lo può spiegare? A voi la parola. Ciao Diego, benvenuto. Buongiorno Luigi e buongiorno ai radioascoltatori, nonché ad Arturo Calligaro che ci sta ascoltando. Certo, io vedo questa faccenda sotto il profilo, diciamo così, più ingegneristico, meccanico e attualmente anche neuroscientifico, perché comunque, come tu hai accennato, i dispositivi sono stati creati, dispositivi contro la velocità, l'eccessivo della velocità sono stati inventati, apportati, diciamo dai semafori in poi, ecco, come il primo dispositivo che tutti abbiamo conosciuto da giovani patentati, dai semafori in poi, sono stati creati per regolamentare il traffico e di conseguenza
la velocità. Nonostante tutto comunque assistiamo a persone che guidano auto, moto, scooter elettrici, monopattini e tutto ciò che si muove, furgoni, così, oltre i limiti di questa che sono dettati diciamo, dalle amministrazioni comunali che li applicano. Ecco. Quindi io non entro nel merito delle decisioni dei vari comuni, perché potremmo fare un'altra discussione, insomma. Assisto invece a una sempre più violenza verso questi dispositivi, vandalizzazione, anche perché, come abbiamo detto altre volte, il rame che contengono questi dispositivi, autovelox e tutti i controlli, telecamere, eccetera, costa molto, e quindi la gente, cioè, chi vuole rivenderselo va a vandalizzare e a depredare queste cose, con ulteriori aggravi di costi che poi Arturo potrà meglio di me enunciare. Questo è un dato di fatto, succede in tutta Europa. Succede in tutta Europa, soprattutto nei paesi dove gli autovelox sono più installati, soprattutto sulle strade. C'è da chiedersi se non bisogna a questo punto anche assicurarli oppure metterli in posizioni dove sono un pochino più tutelati. L'altra volta con Arturo abbiamo parlato delle colonnine di ricarica e anche di questi dispositivi magari in zone più protette. Questo potremmo aprire un dibattito. Lascio volentieri a lui questa adesso diciamo la replica, ecco, per vedere un attimino se ci sono dei punti di contatto. Prego Arturo, e ti saluto molto, molto calorosamente. Ciao Diego, un abbraccio. Sì, il tema è un tema molto noto. Il problema è che nel nostro paese, nel paese Italia, viene snaturata la funzione degli autovelox, mentre negli altri paesi, io per il poco che ho girato all'estero, ho visto che ad esempio in Svizzera i limiti di velocità cambiano sulle autostrade, cambiano in funzione al traffico e alle condizioni meteorologiche, quindi hanno un senso di invitare gli automobilisti, per una forma di tutela, ad adeguare la velocità in funzione delle situazioni reali che ci sono sulla strada. In Slovenia addirittura i limiti sono messi, ma proprio nelle parti, nelle curve, nelle zone più pericolose. In Francia, se uno attraversa un centro abitato, appena finisce l'ultima casa del paese, finisce il limite di velocità. Noi in Italia siamo un paese un po' particolare, cioè abbiamo snaturato questa funzione cercando di fare un po' di cassa a spese degli automobilisti, perché sappiamo benissimo, viviamo in un paese dove il federalismo fiscale non c'è, il principio di sussidiarietà non c'è, abbiamo una finanza derivata e i comuni, per riuscire a gestire tutte le loro competenze, visto che i cittadini pagano le tasse allo Stato centrale prima che arrivino ai comuni per le loro funzioni, seguono un iter burocratico farraginoso dove alcune risorse si disperdono, altre arrivano con ritardo e quindi addirittura i comuni non hanno il bilancio come una normale società che gestisce delle funzioni, ma hanno un bilancio di competenza e di cassa, quindi una cosa inventata solo per gestire il bilancio degli enti pubblici. Quindi la sintesi è questa, che i comuni si trovano a corto di soldi. Noi, dando un'interpretazione politica, è perché piuttosto che tagliare le spese, anche quelle diciamo non indispensabili in un comune, non voglio dire le spese inutili, ma non indispensabili
piuttosto che tagliare quelle si preferisce aumentare gli incassi, no? Per cui un sindaco può promettere di fare manifestazioni e magari finanziare amministrazioni. È ovvio che le risorse, visto che c'è una lentezza da parte dello Stato a ricevere i contributi, preferisce investirli in un sistema che automaticamente ti porta nelle casse quanto ti serve. Ricordiamoci che nonostante le discussioni sulla legittimità, sull'omologazione di questi autovelox, il problema è che quasi la metà delle multe elevate non viene pagata, no? Quindi i comuni questo lo sanno, quindi mettono a bilancio degli introiti che non si sa bene se si verificheranno, e poi alla fine per poter avere la competenza a spendere i soldi, poi la cassa e il rendiconto finale si farà con altri sistemi. Questo in linea di massima. Allora, da noi cosa si fa per incrementare questo? Non si guarda la sicurezza, sì, si guarda anche la sicurezza, ma su una strada statale in cui fino all'altro giorno c'è stato il limite dei 90 all'ora, che è quello previsto dal codice della strada, si mette un autovelox per far andare i 70 all'ora. Per cui un automobilista che viaggia trova una diversità di limite di velocità senza alcuna motivazione di sorta su una strada statale. Per tutelare i cittadini, e questo lo ripetiamo oramai da decenni, occorrerebbe che gli automobilisti non siano solo soggetti passivi a pagare le multe, ma che avessero anche dei diritti. Allora, visto che io pago le tasse sulla benzina, il bollo di circolazione, l'IVA quando compro la macchina, che portano molte risorse allo Stato, uno Stato serio darebbe anche dignità a questi cittadini. Quindi se su una strada statale devono esserci il limite dei 90 all'ora, tu non puoi mettere un limite dei 70 all'ora. Tu, ente gestore di quella strada, devi garantire un servizio, il servizio per il quale i cittadini pagano le tasse. Quindi se tu metti i 70 all'ora, il dirigente che firma deve motivare la pericolosità di quel tratto ai 70 all'ora, perché altrimenti ne risponde personalmente, qualora ci fosse un ricorso e questo funzionario attesta una dichiarazione non corretta. E quindi dare una garanzia agli automobilisti, perché lo spostarsi è un diritto costituzionale, la mobilità dei cittadini, e tu la devi garantire nel miglior modo possibile. Dovrebbe esserci anche un codice di comportamento da parte dello Stato, quindi garantire una velocità minima per ogni tipo di strada. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che queste considerazioni vengono abbracciate dall'ideologia ambientalista, che vedono nell'automobile tutti i mali del nostro pianeta, no? Quindi l'automobile è causa di inquinamento, è causa della non vivibilità delle nostre città, quando le stesse amministrazioni che prendono soldi nell'ingrandire la città, quindi lasciando costruire fabbricati, non si curano del fatto che queste città devono essere anche a dimensione di mobilità. Allora, se tu prevedi di realizzare un quartiere nuovo, non puoi realizzarlo senza garantire i parcheggi, non puoi realizzarlo senza garantire un sistema moderno di mezzi pubblici, no? Quindi che sia la metropolitana, che sia una forma di tram veloce o qualsiasi servizio che consenta la mobilità, quindi anche questa mobilità deve essere garantita. Allora l'ideologia cosa dice? Io combatto in ogni modo l'autovettura, subdolamente, perché non lo dicono chiaramente, perché sennò gli automobilisti non voterebbero per questi partiti, lo dicono subdolamente. Allora io ti blocco
d'inverno la città agli Euro 4 perché c'è l'ambiente. Poi si è visto durante il Covid che anche con i blocchi delle autovetture l'inquinamento non è calato, però con la scusa dell'ambiente, con la scusa della sicurezza, faccio di tutto per renderti difficile l'uso della tua autovettura. E qua arriviamo all'altro discorso. Poi è la stessa ideologia che combatte l'automobile che si lamenta perché ad esempio le fabbriche automobilistiche e la fabbrica automobilistica italiana è in crisi. Allora, da una parte attui delle scelte che fanno sì che la gente usi di meno l'autovettura, no? Dall'altra ti lamenti che chi produce le autovetture non le vende più. Però non c'è solo il problema delle autovetture, c'è tutto il problema del trasporto merci. Perché non si fanno infrastrutture, visto che vuoi combattere il motore termico in tutti i modi? Perché non investi nella realizzazione di infrastrutture che consentano, ma non con una legge, ma con delle leggi di mercato, che sia più conveniente far viaggiare le merci su acqua, su rotaia, su dove vuoi, anziché sui camion, no? Perché anche qui ci sono alcune lobby ed è stata forte la lobby fino a qualche anno fa di chi produceva gli autotreni, di chi gestiva le autostrade e che quindi mettevano ostacolo a tutte le altre forme di mobilità che impedissero loro dei guadagni. Pertanto anche in questo campo l'ideologia è quella che ha condizionato sia il mercato e che condiziona queste scelte. Siamo partiti dagli autovelox, che è una cosa molto pratica e che tocca nelle tasche dei cittadini, ma questo sottende e subdolamente a tutto un altro sistema. Uno è ripianare le casse dei comuni o degli enti che gestiscono delle autostrade senza fare interventi reali sulla sicurezza, perché io metto un autovelox nelle strade di Torino ma non do la possibilità, ad esempio, di poter usufruire di una rete di tangenziali che possa in qualche modo impedire l'attraversamento di Torino. Mi riferisco ad esempio alla realizzazione della tangenziale est. Tutte le città del mondo moderne hanno un anello tangenziale, lo vediamo in tutte le città, che in qualche modo fa sì che non sia l'automobilista o l'autotreno non sia costretto ad attraversare la città, ma che possa andare a attraversarla tramite un anello tangenziale. A Torino no, chi proviene da sud-est e che deve andare a nord deve o farsi 50 e passa chilometri in più di tangenziale o attraversare Torino. Quindi la lungimiranza di questi amministratori che da anni e da decenni amministrano la nostra città e la nostra provincia hanno dato retta alle sirene ambientaliste, perché come tutte le infrastrutture vengono ostacolate dai NOTAV, c'è stato il movimento non tangenziale est e quindi ci ritroviamo una città che da una parte morfologicamente ha una collina e che in qualche modo impedisce uno spostamento veloce chi vi abita, dall'altra parte impedisce un attraversamento nord-sud degno di una città moderna, per cui è questo il contesto più che altro. Poi l'omologazione, sì, il ministro Salvini ha preso un provvedimento, però anche in questo caso la burocrazia l'ha interpretato in un altro modo e ha fatto sì che ha sminuito il senso e il valore del provvedimento. In Italia, come abbiamo detto più volte, chi comanda non è tanto il politico ma il burocrate. Il burocrate che se non ha intenzione di fare una cosa ti mette un cavillo, un articolo legislativo, e l'abbiamo visto con il mini condono di Salvini che praticamente è stato depotenziato di tutti gli effetti che doveva avere. Quindi questa è la mia opinione, Diego. Tu integrala o modificala come ritieni con le tue competenze. A te, Diego. Sì,
Ovviamente pieno accordo a quanto hai appena detto e anche quanto ha sempre detto Luigi Senatore, insomma, ecco. Certo, qualsiasi cosa capiti nella nostra nazione viene in qualche modo gestito da burocrazia e anche da enti locali inesperti oppure incapaci per esempio, visto che parliamo sempre di nuove tecnologie che promettono che sia l'elettrico, domani l'idrogeno, oppure altre, il fotovoltaico e tutte queste cose qui, che da un punto di vista tecnico e tecnologico e tra l'altro anche gli autovelox, come tu hai detto, alcuni sono diciamo che si stanno già pensando a degli autovelox più non di seconda ma di terza generazione, che sono in grado di monitorare, leggere quello, addirittura come sei vestito, la butto, uso un termine un po', cioè sono molto più intelligenti, ecco. Anche perché adesso tutti richiedono agli ingegneri che sono in grado di costruire, di farle, tutti richiedono questa benedetta intelligenza artificiale quasi fosse la panacea di tutti i mali che stiamo attraversando. E io dico anche in quelle convegni, interviste che rilascio così anche ai media, attenzione, perché quando diamo troppa importanza a questo bene creato da noi, l'intelligenza artificiale, poi questa, se non siamo in grado di gestirla, poi questa non dico che si ritorce verso di noi perché non è in grado di farlo, ma siamo noi che poi ci diamo la zappa sui piedi, cioè, ne rimaniamo poi scottati, bruciati o addirittura poi rovinati. Quindi insomma c'è da sperare che in futuro anche le amministrazioni locali, che come hai detto giustamente, dici tu, perché io lo dico sempre, i tecnici, gli ingegneri creano delle così, ma anche gli architetti, insomma, creano delle macchine, delle abitazioni sempre più a misura d'uomo e per risolvere i problemi personali nostri, vivere bene, ecco, il vivere più con un benessere maggiore. Però se poi le amministrazioni locali, i burocrati ci mettono così lo zampino e poi diventano addirittura poi odiose, ecco, uso un termine, odiose, vedi per esempio i monopattini oppure gli autovelox che fanno multe e che rovinano anche la vita delle persone. Ecco, quello che tu hai citato, proprio il diritto di viaggiare, ma non perché ho comprato un'auto, questo lo posso fare, il diritto di viaggiare e di spostare, che fa parte proprio del diritto proprio fondamentale dell'uomo. E quindi uno spera sempre che parlandone, mettendo anche in luce, facendo delle class action contro certi magistrati o certi funzionari comunali, politici, sindaci, così, che queste azioni abbiano un risultato. Poi tu lo sai meglio di me, Luigi lo sa meglio di me, perché lui è vissuto e vive ancora adesso in ambito di enti locali. Queste cose non si sa come vanno a finire. Arturo, vero Luigi? Veloce, perché siamo quasi il tempo vola, ma io vorrei sapere da voi, da Diego per l'estero e da Arturo per l'interno, ma vi ho detto che addio alla città fabbrica Mirafiori, no? Cioè Sì. Torino faceva 1 milione di auto l'anno al minimo storico. Il ridimensionamento di Mirafiori è il viaggio della città che trattiene solo briciole di un impero globale. È la metamorfosi finanziaria di Exor e del potere che va fuori Torino. Quindi ho detto fuori Torino rivolgendomi a Diego per l'estero, Sì, ma mi riferisco ad Arturo per Torino. Che cacchio siamo diventati adesso? Cosa facciamo? Bambolette o facciamo solo il panettone o cioccolato
o non ne parliamo proprio più di macchine? Perché la nostra trasmissione riguarda appunto le macchine, riguarda come filo diretto il servizio per quanto riguarda il codice della strada, quindi argomento di questo tipo. Allora la risposta da Diego per quanto riguarda l'esterno di questo milione di auto non si fa più, e di Arturo per quanto politico a Torino, in Piemonte, in Italia. Come ci mettiamo noi che siamo di Torino? Diego, Arturo, dai, avete ancora 5 minuti, dai, a tutte e due. Sì. Uno comincia Non pure a voglio- rispondere chi vuole, a voi la parola. No, non voglio rubare tempo così. Sono scelte, allora questa è una scelta industriale come più di un secolo fa il senatore Giovanni Agnelli così ha fondato la fabbrica italiana automobili Torino, creando tutta una serie di cose, la storia d'Italia. Adesso assistiamo ai suoi discendenti che svendono i gioielli di famiglia. Infatti prima di questo abbiamo visto tutte altre aziende dell'indotto, compresa ultimamente ti tocca perché fa parte del tuo settore, compresa la cassa mutua della Exor e quindi della Fiat, per cui poi arrivano a noi come magari cordata di imprenditori se vogliamo comprare la cassaforte o dei servizi sanitari della Fiat per tot milioni. Ecco. Poi adesso si assiste a questo. È una scelta, Luigi, e purtroppo influenzerà la vita nostra, anche indirettamente, vista perché comunque bene o male è un territorio che si sta impoverendo. Qualcuno dice, se da una parte lasci aperta una porta, qualcuno entrerà. E lo vedremo, come ho detto l'altra volta, in futuro. Siamo in un momento in cui ci si guarda sempre intorno. E lascio la parola ad Arturo e poi ci sentiamo per i saluti. Insomma, ecco, prego. Sì, grazie Diego. Vai Arturo, vai. Sì, purtroppo la situazione di Fiat è una situazione paradigmatica, per così dire, di come lo Stato italiano e la classe politica si sia approcciata con gli industriali. La classe politica italiana ha sempre fatto, e lo Stato italiano soprattutto, forte con i deboli e debole con i forti. Con i poteri forti c'è stata sempre questa sudditanza da parte della politica e dell'amministrazione. Torino è stata sviluppata in funzione alle esigenze della Fiat, e quando si davano queste agevolazioni alla Fiat, perché portava ricchezza, lavoro e quindi il benessere, non si è mai chiesto in cambio, non si sono mai chieste delle garanzie, cioè col fatto che tu puoi realizzare degli stabilimenti su terreni privati, espropriando i terreni oppure acquisendoli, ottenendo varianti al piano regolatore, ottenendo la realizzazione di infrastrutture a spese dello Stato per arrivare alle fabbriche, quindi i trasporti degli operai o le infrastrutture per far arrivare gli autotreni o la realizzazione di una rete ferroviaria, quindi tutto costruito con i contributi dello Stato. Non si sono chieste garanzie in cambio a queste società e non sono state fatte neanche leggi per tutelare questo patrimonio. Una per tutte sarebbe quella che in caso di delocalizzazione tutte le proprietà immobiliari di quella società tornassero in carico allo Stato. Visto che tu hai scelto un altro paese per delocalizzare, quelle infrastrutture, quel patrimonio immobiliare che hai realizzato torna in capo allo Stato, perché è stato strapagato dai cittadini italiani in quei termini che ti dicevo. L'esempio eclatante è il Lingotto. Il Lingotto è stato chiuso ed è stata fatta una speculazione edilizia dove addirittura le ferrovie dello Stato hanno ceduto dei terreni e non hanno potuto realizzare delle officine per l'alta velocità
o per la manutenzione dei treni, perché hanno ceduto le aree al Lingotto, e sul Lingotto è stata fatta una grossa speculazione immobiliare. La notizia è di questi giorni che la regione ha acquistato la rimanente quota azionaria dalla Expia, no? Dalla Exor, quindi oramai il Lingotto è completamente pubblico. Quindi il pubblico ha acquistato 2 volte quegli immobili, no? Che sono stati realizzati, e ha contribuito alla chiusura di fabbriche. L'altro esempio è quella di Torino Nuova TNE, Nuova Energia, dove la provincia, la regione, il comune di Torino hanno acquisito degli spazi di Mirafiori, pagandoli profumatamente, per realizzare in quel contesto una parte di Politecnico con la ricerca sull'autovettura elettrica, e ha dovuto bonificare quell'area che era prima un'industria. Quindi capite che un ragionamento di questo contesto, se non si interviene con determinazione anche a livello normativo, è chiaro che il capitale va dove gli rende di più. Quindi a questi eredi del senatore non gliene frega niente né di Torino, penso, e neppure dell'automobile. Per cui è un errore che è stato iniziato quando la FIA da società industriale è diventata società finanziaria, no? Quando siamo passati da Ghidella a Romiti. Quindi in questo passaggio era segnato il destino della FIA. Quindi quando diventa una società finanziaria e non una società industriale, quello che la ricerca è il beneficio per gli azionisti, no? Quindi la rendita più che la produzione, e il guadagno veniva dalla rendita finanziaria che non dalla produzione. Per cui bisognava prevedere questo elemento già molti anni fa. Invece si è contribuito a dare dei contributi e praticamente si pagava con soldi pubblici il fatto che la Fiat mantenesse i livelli occupazionali a Torino. Quindi la Fiat da una parte prendeva i soldi per pagare gli operai e per poi vendere le macchine. Capite che un giro in un'economia di mercato non sta in piedi, e non stava in piedi e già da un po' di anni. Se la Fiat avesse chiuso prima ancora dell'avvento dell'acquisto della Chrysler, quindi negli anni 93-94, il problema avremmo avuto per Torino 5-6 anni di lacrime e sangue, ma adesso Torino avrebbe un'altra economia non più basata sull'automobile. Siamo in chiusura, ragazzi, passato il tempo. Prossima settimana lo chiariremo, perché le strade del torinese sono sempre le più sorvegliate. Ecco. Quindi io ringrazio sia Diego che te, Arturo, e poi ci sentiamo sabato prossimo con altre novità ancora. Sempre grazie a questa radio. Intanto un bacione a tutte e due voi, e poi ci sentiamo. Dai, che manca poco per chiudere. Grazie a te. Vai, Luigi, un saluto caloroso ad Arturo e ai radioascoltatori per la pazienza. Arrivederci. Un saluto agli ascoltatori, Arturo. Un ringraziamento alla radio, un abbraccio a te Luigi, a presto, buona giornata. Grazie. Allora Natalia, a voi grazie per averci dato lo spazio, e ricordo il nostro motto: meglio perdere un attimo per la vita che la vita per un attimo. Vi ringrazio, ci sentiamo sabato prossimo con le novità per quanto riguarda appunto lo sport, per il pallone, il calcio, il football cittadino. A voi studio, grazie, ci sentiamo sabato prossimo 28, fine mese credo. A voi studio.